tutelano. Ha ragione signora Fiorella, non ci tutelano e in effetti io vado dicendo che per esempio la questione delicata delle banche venete dovrebbe essere letta innanzitutto facendo richiamo a quelle che sono le norme scritte solennemente, come sempre ci richiamano, nella Costituzione italiana, cioè nella loro Costituzione, di quelli che dovrebbero garantirci il Parlamento, che è organo legislativo, dovrebbero garantirci quelli del governo, che è organo esecutivo, dovrebbero garantirci l'autorità giudiziaria, appunto l'organo, il terzo potere dello Stato, che ha il compito di dare giustizia ai cittadini quando vengono lesi nei loro diritti fondamentali. Diritti di rilevanza costituzionale, non solo ordinaria. Allora, per quanto riguarda il risparmio, la Costituzione, all'articolo 47, un'altra norma che è bene leggere, dice che la Repubblica incoraggia e difende e tutela il risparmio. Incoraggia e tutela il risparmio. Quindi in tutte le sue forme, mi sembra. No, dice in manifestazione. No, dice incoraggia e tutela il risparmio. Lo stesso articolo dice poi che la Repubblica disciplina, coordina e difende quello che è l'esercizio, regola quello che è l'esercizio del credito, cioè l'attività delle banche. Due norme scritte nello stesso articolo 47 della Costituzione, palesemente disattese, che vanno lette a proposito di tutela, soprattutto in relazione a quello che è il compito, quello che è il dovere, quello che è l'obbligo di fonte costituzionale, che è l'obbligo appunto di tutela del risparmiatore e di coordinamento e controllo dell'attività di erogazione del credito, di esercizio del credito, che spetta a chi? Spetta alla Banca d'Italia e spetta alla Consob. Se questi enti di controllo, se questi organismi di controllo non hanno esercitato quel dovere che faceva loro capo, è evidente che bisogna chiamarli a rispondere. Non soltanto le amministrazioni delle banche, presidenti, direttori generali, quant'altri che possono aver operato commettendo dei peccati veniali, talvolta anche odiosi, ma non possiamo dimenticare che la responsabilità più grave è quella che compete agli organi di controllo, quegli organi che solo un anno fa, non più tardi quindi di 12-15 mesi fa, avevano avvallato bilanci, operatività di queste banche. Lì sta la responsabilità, anche perché, e qui lo dico da legale, se dovessimo agire, se si dovesse agire sul piano del recupero di quelli che sono i pregiudizi, i nocumenti, i danni subiti dai cittadini in questa realtà delle banche di cui si sta parlando, non si otterrà mai nulla o poco se si agisce contro i vertici dei precedenti consigli di amministrazione, perché questi al massimo possono avere 2, 5, 10 appartamenti, qualche tenuta, quindi qualche milione di euro, ma qui si parla di 7 miliardi che sono in gioco per le due banche del Veneto, si parla dell'economia del Veneto che è a rischio per questa compromissione, e quindi se c'è un responsabile in grado di far fronte a una somma così rilevante, questo va individuato certamente negli organi di controllo, Consob e Banca d'Italia, anche perché, piccola nota, la Banca d'Italia nei suoi cavò ha 250 tonnellate di oro in lingotti e quindi c'è un qualcosa da aggredire eventualmente se ci fosse accertata dall'autorità giudiziaria una responsabilità. Quindi su questo tema speriamo di aver fornito qualche elemento. Poi la domanda di Stefania, che parlava della sovranità monetaria in relazione all'indipendenza. Cara Stefania, il problema della sovranità monetaria è un problema collegato alla sovranità tout court, alla sovranità istituzionale. Se noi riotteniamo attraverso il percorso di autodeterminazione l'indipendenza del Veneto, creando le istituzioni, anzi ridando vita, se mi consentite, alle istituzioni della Repubblica Serenissima, in una nuova forma moderna, aggiornata e nuova Repubblica Veneta indipendente, è chiaro che avremmo a disposizione anche le scelte più opportune di merito in ordine alla sovranità monetaria. Che vuol dire che cosa? Vuol dire decidere se rimanere ancora o meno nell'euro, se creare situazioni alternative. Noi in proposito, lo richiamo fugacemente perché non abbiamo il tempo per non tediare i telespettatori, l'anno scorso, anzi nel giugno 2014, quindi 16 mesi fa, 18 mesi fa, abbiamo fatto un convegno a Castelbrando dove abbiamo portato tra gli
altri come relatori niente meno che il professor Pascal Salin, un economista di fama mondiale, già consulente del Fondo Monetario Internazionale, che sostiene le cause di indipendenza veneta, che dà vitalità all'idea dell'indipendenza, e diceva costantemente in occasione di quel convegno, dottor Spatalino diceva, rivolgendosi a me per incoraggiarmi: vous êtes formidable, vous êtes formidable, andate avanti, continuate, perché la battaglia dell'indipendenza è una battaglia a tutto campo, che va anche a rompere quei meccanismi che riguardano la sovranità monetaria, che oggi evidentemente non è più appannaggio degli stati che appartengono all'Unione Europea, ma è diventata cosa esclusiva della Banca Centrale Europea e ovviamente dei meccanismi di governo che l'Italia non è più in grado di controllare, sui quali l'Italia non ha la capacità né politica né sistematica istituzionale di intervenire ed essere ascoltata. Quindi siamo in balia di chi ha il controllo monetario e finanziario dell'Europa, che sfugge alla stessa sovranità degli Stati. Ecco perché il tema posto è complesso e ampio, ma è molto importante. Attraverso l'indipendenza istituzionale possiamo scegliere, questa è la conclusione, la miglior soluzione in ordine a quello che è il tema della sovranità monetaria. Leggo un altro messaggio in attesa di qualche telefonata. Saluto l'avvocato Morosin, che conosco da quando era in amicizia con il povero Fagionato Gaetano. Esiste? Oh, caspita! Era un ufficiale giudiziario di Venezia, uno stimatissimo ufficiale giudiziario. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo. Grandissima persona. Sono d'accordo con le sue idee, avvocato. Caspita. Mi auguro che un giorno il Veneto diventi indipendente. Rinnovo il saluto a entrambi. Raffaele Di Mestre. Non conosco, ma lo saluto lo stesso. Ciao Raffaele. Lo saluto e lo ringrazio per avermi ricordato una persona di straordinaria competenza, umanità. Questo Raffaele lo conosce? Non mi viene in mente adesso, mi dispiace, magari se mi contatta avrò piacere di salutarlo, ma ha ricordato un personaggio che era evidentemente un comune amico, Gaetano Fagionato, un ufficiale giudiziario che aveva competenza e umanità al tempo stesso, uno che lo Stato non si meritava, ecco, per usare una parola in breve. Allora, Manuel, cosa dice Manuel? Allora, ciao caro Enzo, saluto te e il mitico avvocato Morosin. Una domanda: sarebbe possibile unire Indipendenza Veneta con la Lega? Ne abbiamo già parlato tante volte con l'avvocato, lui ha fatto qualche timido passetto, ma Salvini non è stato dello stesso avviso. Ho risposto io in maniera brutale, avvocato, mi perdoni. No, possiamo rispondere. Sì, trovando degli accordi paritari riguardo a idee e programmi. Buona Epifania, Manuel di Venezia, amico di entrambi su Facebook. Sarà Manuel Favaret. Ciao Manuel. Buonasera Manuel. Grazie. Un altro messaggio oppure vuole subito rispondere, avvocato? Ma noi non siamo contrari a nessuna soluzione, perché chi ha a cuore le sorti del Veneto non guarda i compagni di viaggio, e ovviamente non guardando né i compagni di viaggio né il passato, io evidentemente sono nell'interesse dei cittadini, e l'abbiamo dimostrato con atti politici e scelte coerenti. Guardando al futuro siamo disposti a qualsiasi soluzione. È che la Lega in Veneto purtroppo non è più una Lega del territorio, una Lega che con Salvini legittimamente dal suo punto di vista mira a diventare rilevante sullo scenario italiano, mira a conquistare il governo italiano diventando Salvini o chi per esso, perfino Zaia si parla Presidente del Consiglio. Vuoi vedere che da coloro i quali hanno lavorato finora solo per Roma, sulla quale prima sputavano, può venire fuori l'opportunità, pena lo sfascio totale loro, di una vittoria, che vincano loro le elezioni italiane e poi ci consentano di fare il referendum che comunque abbiamo il diritto di fare e che solo per altre ragioni di natura politica non si è potuto fare fino ad oggi. Zaia, basta leggere le interviste di questi giorni, si è dimostrato di una tristezza politica senza confini, non si può sperare nulla da lui, ma poverino è un ragazzo, un bravo ragazzo che non ha la visione del futuro, ha la visione dell'attualità.
un'attenta visione dell'attualità, non gli sfugge nulla, ma l'ordinarietà non ci porta da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di gente che crede nel cambiamento, che ha la visione del cambiamento, che ha la compostezza di un progetto così delicato, complesso e rilevante come quello dell'indipendenza. Non siamo mica dei velleitari, dei sognatori, degli improvvisatori. Lui ha parlato di soggetti che fantasticano, i pirotecnici saltatori sull'indipendenza. Ma cosa dice? Ma cosa dice, Presidente Zaia? Parli quando conosce le questioni. Lei sa che la questione di indipendenza bisogna innanzitutto volerla, vederla e agire conseguentemente per realizzarla. Finché lei agisce da democristiano, il Veneto rimarrà impantanato nella situazione attuale. Vada, continui a questuare autonomia a Roma e tra poco avremo il disastro completo. Io spero che la storia non sia così drammatica come la vedo, però purtroppo fino ad oggi l'abbiamo vista, ai noi, come essa poi si è rivelata. E quindi bisogna pensare al cambiamento, l'indipendenza non ha alternative.